ristorazione collettiva. Questa mattina i manifestanti hanno prima bloccato la Romea, poi si sono diretti alle porte della sede di Confindustria per ribadire le ragioni della categoria. 4 giugno 2014, sono trascorsi 10 anni dallo scandalo Mose che ha travolto il Veneto e Venezia. Oggi come allora l'ex governatore Galan si pone le stesse domande. Parlano per la prima volta i genitori del 38enne di Vigonza in carcere per aver ucciso la compagna Giada Zanola. Ci pare impossibile lo abbia fatto, ma se è così deve pagare oggi sopralluogo della polizia nell'abitazione della coppia. Bomba d'acqua, ceggia, allagati, garaggi scantinati, una decina le famiglie finite sott'acqua a causa della forte pioggia, infiltrazioni anche alla scuola materna Rodari. Dopo lo scenografico corteo acqueo per festeggiare la promozione in Serie A per il Venezia, è tempo di pensare alla prossima stagione. Il presidente conferma mister Vanoli. Presentato in mattinata al Museo Correre il concerto del volo che si terrà il 4 luglio in piazza San Marco, un canto che vuole lanciare un messaggio di pace. Buonasera, bentrovate edizioni di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Prima di cominciare con le notizie vi proponiamo il sondaggio di questa sera, il cui esito sarà svelato durante il corso della puntata di Ring in onda su questa rete a partire dalle 21. Pochi giorni al voto, vi chiediamo rischio astensionismo, andrete a votare sia allo 0422 16 26 69 1, no allo 0422 16 26 69 0. Iniziamo con le notizie. Sciopero della ristorazione collettiva. Questa mattina i manifestanti hanno prima bloccato la Romea, poi si sono diretti verso le porte della sede di Confindustria. A oltre 3 anni dalla scadenza del contratto nazionale e a 1 dalla ripresa dei negoziati, CGIL e Cisle Will hanno proclamato una giornata di sciopero nazionale nelle imprese della ristorazione collettiva, in cui lavora prevalentemente personale femminile. Lavoriamo col cuore, però tante volte siamo in poche, corriamo e bisogna che ci vengano incontro, perché noi il nostro lo facciamo fatto con amore, fatto bene. Adesso anche le ditte devono fare anche loro quello che devono fare. Vogliamo rispetto per quel poco che viene chiesto. I manifestanti sono partiti dal Palexpo di Marghera per raggiungere la sede di Confindustria al Vega, perché le loro motivazioni vengano rispettate. L'azzeramento dei permessi sono da togliere alla 13ª, sono, come diceva il collega, il non aumento del salario con un'inflazione che è alle stelle, che tutti vediamo, e tante di queste persone sono quelle che daranno una mano negli ospedali per i nostri familiari, nelle case di riposo, nelle scuole, nelle mense della prefettura, della questura. Quindi saranno persone che adopereranno, non faranno le ferie quest'estate per dare una mano alle persone che invece sono in ferie. Prendono sotto i 9 euro lordi all'ora, cioè parliamo magari di 7 euro netti per capire un attimo, e questo è salario detto povero. E oltre a essere salario povero è anche salario sfruttato, perché questi lavoratori garantiscono la produzione attraverso la loro presenza, le loro fatiche, le loro professionalità, e tutto questo oggi non gli viene riconosciuto. Le associazioni imprenditoriali si sono fatte esose nelle loro richieste, vogliono ledere i diritti base dei lavoratori. E i sindacati non ci stanno. Chiediamo alle associazioni che sono di Confindustria di esimersi dalla politica che stanno mettendo in atto per non firmare il contratto della ristorazione, ossia ci hanno mandato una diffida perché noi non firmiamo con le altre associazioni, in più ci sono delle richieste che noi non siamo disponibili ad accontentare. Notizia di poco fa, Monica Poli, conosciuta per la sua lotta contro i borseggiatori a Venezia, è stata aggredita ai piedi del ponte di Calatrava proprio mentre tentava di smentare un borseggio. Le due donne che ha tentato di fermare le avrebbero spruzzato uno spray urticante sul viso, secondo appunto quanto riportato dalla Poli, aggredendola fisicamente e verbalmente, tanto da rendere necessarie le cure del pronto soccorso. 4 giugno 2014, sono trascorsi 10 anni dallo scandalo del Mose.
Mi sono sentito travolto da un ciclone che non mi sarei mai aspettato, su di me sono state dette le cose più false, più infami, c'è addirittura nell'eccezionale lavoro della Guardia di Finanza una barca che non sapevo di possedere. Così si sfogava Giancarlo Galan ai nostri microfoni dopo circa un mese dallo scoppio dello scandalo Mose. Era il 4 giugno 2014, quella mattina il Veneto e la città di Venezia si svegliarono travolti da un uragano. Uno dei più grossi casi di corruzione politica emerso in Italia. 35 arresti, tra cui l'ex governatore veneto Galan, all'epoca ministro, l'ex assessore regionale Chisso, l'ex sindaco di Venezia Orsoni. E poi magistrati alle acque, imprenditori, funzionari pubblici e l'ex finanziere spaziante. Sono trascorsi 10 anni e Galan, che nell'ottobre 2014 patteggiò 2 anni e 10 mesi di reclusione con la confisca di 2.600.000 euro, si fa le stesse domande di allora. Perché sono stato l'unico a pagare? Proprio come si chiedeva al tempo. Ci sono 3 che sono malfattori riconosciuti, hanno fatto decine di milioni di fatture false, si sono fatti la casa negli Stati Uniti e in California sulla costa del Pacifico con i soldi del Consorzio Venezia Nuova. Ci sono questi che accusano. Ci sono questi 3 che mi accusano. Mi sono sentito avvilito, tramortito, abbattuto, psicologicamente distrutto nei primi tempi. Oggi sono soprattutto incazzato, ferocemente incazzato, perché sento di subire un'ingiustizia che non è solo quella mediatica, è quella che si sta realizzando in Parlamento, in ogni luogo. Galan ha sempre detto di avere una sua teoria sul perché il sistema Mose sia finito sotto inchiesta. È successo quando Bait decise di aggiudicarsi appalti a Milano, invadendo il territorio di Impregilo, che anni prima aveva ceduto per poco a Mantovani la sua quota del Consorzio Venezia Nuova. Secondo me, ha dichiarato alla stampa, è stato vissuto come una violazione di un patto. Cambiamo argomento, parlano per la prima volta i genitori di Andrea Favero. Io sono la sua mamma, quindi mi pare impossibile che mio figlio abbia fatto una cosa del genere. Se devo dire. Quando ha sentito la notizia? Devo dire che per me il mondo è finito. Per una mamma il mondo è crollato ed è difficile. C'è solo un bambino di 3 anni, che è l'unica cosa che io devo assolutamente preoccuparmi. C'è tutto l'amore di una madre che non vuole rassegnarsi alle gesta di un figlio, nelle parole di Adriana Tommasin, la mamma di Andrea Favero, il 38enne camionista in carcere per l'omicidio della compagna Giada Zanola, morta dopo essere stata gettata dal cavalcavia vicino a casa. Questa mattina il sopralluogo della Scientifica, nell'abitazione di Via Prati, dove viveva il figlio con la compagna Giada. La polizia ha cercato per ora il cellulare della donna, rimasto attivo fino alle 4 di notte del 29 maggio e che ha agganciato come ultima cella proprio quella della casa di Via Prati. Nel cellulare ci potrebbero essere le foto che Giada si era scattata per immortalare i lividi sul suo corpo. Il papà di Andrea Favero però esclude che il figlio abbia picchiato la compagna. Io non le ho neanche mai viste sinceramente, a mio figlio non me le neanche mai dette queste foto con i lividi, perché io l'avevo visto anche 2 giorni prima, ma mio figlio non aveva, la Giada non aveva lividi, io non l'ho sinceramente, credetemi, nel profondo del cuore non l'ho mai vista con lividi. I genitori di Andrea Favero in questi giorni si stanno occupando del nipotino di appena 3 anni che chiede della mamma e di poter giocare con il papà. Adriana Tommasin conferma che il figlio era rimasto affranto dalla cancellazione del matrimonio, ma che non lo aveva mai visto litigare con Giada. Ma io non li ho visti male, se devo dirle la verità. Assolutamente. So solo che è molto affranto, questo sì. Se Andrea ha sbagliato è giusto che paghi per quello che ha fatto. I genitori di Favero nei prossimi giorni chiederanno di poter incontrare il figlio in carcere, intanto le indagini proseguono. Oltre che all'interno dell'abitazione, nel giardino, le analisi della polizia scientifica si sono concentrate sull'auto C-Max guidata da Andrea Favero la notte del delitto. Gli agenti hanno rilevato qualsiasi traccia all'interno della vettura dove Giada, la notte in cui è stata uccisa, è stata caricata. I poliziotti della squadra mobile hanno cercato il cellulare anche nel pozzo, poi sono entrati nell'abitazione dove sono usciti dopo molte ore con una scatola piena di oggetti sequestrati. L'abitazione alla fine è stata chiusa e posta sotto sequestro.
Nelle scorse ore è stato accertato e isolato un caso di dengue al Lido di Venezia. A portarlo in laguna è stato un turista in vacanza che ora sta bene ed è rientrato a casa. Nelle prossime ore verrà effettuata una specifica disinfestazione. Parliamo di maltempo. Una forte pioggia ha colpito Ceggia causando gravi disagi. Una decina di famiglie sono finite sott'acqua e si sono verificate infiltrazioni anche alla scuola materna Rodari e in biblioteca. Le previsioni meteo parlavano di deboli precipitazioni, ma invece si è abbattuta su Ceggia un'autentica bomba d'acqua. Particolari disagi in via Montessori, che ha subito danni significativi anche con 2 palazzine allagate, anche in via Giovanni XXIII e in via Gainiga. Dunque, passiamo a un'altra notizia. La cronaca: non avevano documenti che attestassero lo scopo del soggiorno in Italia o garanzie economiche sufficienti per entrare nel paese d'origine. Per questo la polizia di frontiera ha respinto 10 passeggeri atterrati all'aeroporto Marco Polo di Tessera. Si tratta di 4 cittadini moldavi, 5 georgiani e un marocchino, quest'ultimo già espulso. Nell'ambito delle attività di monitoraggio è stato anche arrestato un passeggero romeno con precedenti per reati di falso e contro il patrimonio dopo essere sbarcato da un volo proveniente da Londra. In esecuzione un provvedimento del Tribunale di Bologna. È stato portato nel carcere di Santa Maria Maggiore, dove dovrà scontare 7 mesi di reclusione. E dunque, dicevamo prima, inizio TG, pochi giorni al voto, e anche Scorzè, si voterà anche a Scorzè l'8 e il 9 per le amministrative. Vediamo. Sono qui a disposizione per una squadra di persone serie che hanno voglia di governare Scorzè e di avere una prospettiva per i prossimi 20 anni. Giovanni Battista Mestriner, l'ex primo cittadino di Scorzè, si prepara per una nuova candidatura, sostenuto da ben 5 liste: Civica Mestriner Sindaco, Fratelli d'Italia, Lega Nord, Forza Italia e Coraggio Italia. Mestriner ha dimostrato la sua dedizione alla comunità locale durante il suo mandato precedente ed invita i suoi concittadini a rivotarlo. Abbiamo un progetto nuovo, una squadra interessante, giovane e capace, che ha voglia di guardare al futuro e che ha voglia di dare un altro scossone a Scorzè per progredire. Durante la sua campagna elettorale, Mestriner ha promesso di mettere mano a diverse questioni importanti per la città. Nel suo programma, sottolinea, ci sono delle priorità. Vogliamo cambiare gli orari dell'amministrazione comunale, aprendo il pomeriggio e la sera. Vogliamo portare avanti tutta una serie di progetti di miglioramento della viabilità. Vogliamo porre la grande questione dei medici di base all'ULSS, perché la situazione a Scorzè è insostenibile. I cittadini di Scorzè hanno bisogno e voglia di rinnovamento, conclude Mestriner. Hanno voglia di guardare al futuro, desiderano un'amministrazione sempre più vicina alla società. Hanno voglia di vedere anche tante facce giovani che si mettono a disposizione, e per questo noi siamo qui. Il calcio ora, dopo la promozione in Serie A per il Venezia, è già tempo di pensare alla prossima stagione. Il Venezia in Serie A per restarci a lungo. Le conferme di mister Paolo Vanoli e di Joel Poriamparo, di tutta la rosa, con l'innesto di 3-4 giocatori importanti per rafforzare la categoria. Questa è la ricetta del presidente americano arancio-nero-verde, Duncan Ederauer. Dopo le splendide immagini del corteo acqua di festa sul Canal Grande, in casa arancio-nero-verde, è già tempo di guardare al futuro. Io spero, and I think what you saw tonight was we have a very strong team, and most of the players on the team now are under contract for next season. So what we had said to the boys was, if we make it, we stay together next season, and then maybe we add 1, 2, 3 giocatori, ma non crazy. Top player della stagione è stato il direttore sportivo Filippo Antonelli. Ci godiamo questo momento che è il risultato di tante componenti che hanno portato a fare un grande percorso che è durato 20 mesi, che è partito l'anno scorso, e un grandissimo lavoro da parte dell'allenatore, grandissimo lavoro da parte della società e dei giocatori e di tutto l'ambiente. Un grazie particolare anche a tutti i tifosi del Venezia. Stava già ragionando sul futuro, prossimo anno Serie A, non per essere una semplice comparsa, ma per una cosa duratura. La Serie A è un campionato di altissimo livello, ci sono delle squadre importanti, cercheremo di dire la nostra e di stare in Serie A e cercare di restarci a tutti i costi.
La musica ora perché Venezia si prepara ad accogliere il volo. Venezia è pronta ad emozionarsi con il canto del Volo. Il 2024 è un anno importante per Gianluca Ginobili, Ignazio Boschetto e Piero Barone, che festeggiano 15 anni in musica insieme, una carriera lunga e un'amicizia. Il percorso è iniziato a febbraio con il successo del capolavoro, brano certificato disco d'oro e presentato alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, proseguito poi con le date in Giappone e arrivato fino all'Arena di Verona. Con tutti per uno, capolavoro, arriverà a Venezia il 4 luglio, un appuntamento che inaugurerà ufficialmente la stagione estiva dei concerti in Piazza San Marco. Il bel canto è come un'opera d'arte di Caravaggio, ma anche come il Colosseo, come Piazza San Marco. È chiaro che potrebbe essere la colonna sonora perfetta, come dicevo, per questa cornice. Cantare le melodie di Morricone o le melodie del grande Puccini o anche della musica del bel canto italiano degli anni 50 o le canzoni nostre, come Grande Amore, come Capolavoro. Sarà il meglio del nostro percorso artistico di questi 15 anni e canteremo anche i brani che abbiamo proposto nelle 3 serate televisive che abbiamo appena terminato a Verona. Tu calcola che in una scaletta ci sono su per giù dalle 23 alle 28 canzoni e noi nel nostro repertorio abbiamo 150 canzoni. Quindi durerà fino alle 7 del mattino, faremo colazione, passeranno con i cornetti. No, sarà la gondola e i cornetti. È molto complicato ogni volta. Un augurio di pace e un saluto. L'anno scorso abbiamo avuto modo di registrare durante il periodo natalizio un brano che si intitola War is Over. Forse non è stato mai così attuale, purtroppo, e quindi abbiamo bisogno di promuovere questo grande messaggio e non finiremo mai di farlo. Ciao a tutti, siamo il Volo. Agli amici di Antenna 3 Media Nord-Est vi mandiamo un saluto e vi aspettiamo il 4 luglio in Piazza San Marco. Grazie dunque per essere stati con noi, grazie dell'attenzione, vi auguro una buona serata. Arrivederci.